Non è normale che tu lo ami uno così, uno qualunque che sta con te solo perché sei la Non è normale che tu lo ami uno così, uno qualunque che sta con te solo perché sei la ragazza per una sera e niente più. E io che t'amo senza te non vivo più. Non è normale che tu non voglia proprio mai mostrarti vera come tu sei e non così, che ogni giorno fai quel che vuoi e con chi vuoi. E io che t'amo quando penso a te, che tutto sei per me, io dalla rabbia piangerei, ma se capirai che un giorno cambierai, ancora e sempre t'amerò. Non è normale, ma ogni giorno fai così e non comprendi che prima o poi ti pentirai. L'amore è vero, non è così come fai tu. Io che t'amo quando penso a te, tutto sei per me. Come stai? Sì, lo so che oggi è mercoledì ed è il giorno dedicato a noi. Non ti preoccupare, lo so quello che faccio. Ma io che colpa ne ho se la settimana scorsa non ci siamo visti? D'altronde, a te piace andare solo in quel posticino, io che colpa ne ho se l'ho occupato. Non ti preoccupare, questa sera ci penso io. Sì, faccio uscire da casa mia moglie con una scusa e veniamo qui da me. Tranquilla, lo so quello che faccio. Sì, ho tutte le comodità a casa. Stai tranquilla. Tranquilla, ti dico, non ti preoccupare. Tra un po' ti richiamo e ti do conferma. Va bene? Devo staccare ora. Ciao. Donato, ma non esci per la tua solita partita a carte del mercoledì? Ci stavo pensando, però perché non esci pure tu con Alda? Ma no, io sto bene a casa. Questo è il mio regno e tu sei il mio re. Ma uscire fa bene, ma poi per questa sera perché non vai al cinema? Fanno pure lo sconto. Lo sconto? Al cinema? Certo, con la crisi che c'è anche al cinema fanno gli sconti. Interessante, tu lo sai che io per gli sconti ho una particolare predilezione. Ma questa sera è uno sconto speciale. Con questo sconto puoi risparmiarti, rilassarti e divertirti. Tu ogni volta cosa mi dici? Sto uscendo perché fanno gli sconti. Gli sconti fanno risparmiare ed è da stupidi non approfittarne. E siccome tu non sei una stupida, spero che non vorrai perdere un'occasione del genere. Stasera no, non è il caso. Ma poi che ci guadagno, scusa? Che ci guadagni? Ti vedi un film a prezzo scontato, risparmi il 50% e non ci guadagni nulla. Non puoi lasciare perdere un'occasione del genere. No, ogni tanto bisogna pur sorvolare. Ma proprio stasera no. E perché? Perché tu vorresti perdere la prima occasione di un film scontato. Ma poi cosa dirai ad Alda, la tua amica del piano di sopra, considerato che anche lei è condizionata dagli sconti e fate a gara chi ne approfitta di più? Ti ho detto che stasera non c'è bisogno. Come al solito. Quando ci sono le occasioni facili a portata di mano non si sfruttano. Bisogna andare a cercare quelle occasioni che prima o poi ti fregano. Oh, scusa Donato, ma se fino all'altro ieri mi hai rimproverato perché ho comprato con soli 7 euro uno schiacciamosche? Ma perché quello secondo te era uno sconto? Con 7 euro potevi comprare 10 bombolette di DDT, fare una strage di mosche, invece no. Siccome lo schiacciamosche era scontato, spendi 7 euro per uccidere una mosca, con il rischio anche di romperti l'osso del collo per ammazzarla. Sì, ma era pur sempre un acquisto scontato, no? Ma io non posso accettare tutti i tuoi sconti.
Così come non posso accettare tutte le volte che tu esci da casa e nonostante hai svuotato un intero portafoglio, non posso dirti nulla perché sei stanca, perché sei snervata. Oh, Donato, guarda che comprare con gli sconti è difficile e faticoso. Eh sì, perché tu su ogni prodotto ti devi andare a calcolare quanto risparmi per poi poterle investire su nuovi acquisti. Ma io appunto per questo ti sto dicendo che questa sera devi uscire. Questo è uno sconto che in un sol colpo ti fa risparmiare, rilassare e divertire. No, stasera non mi va. Ma scusami, stai male? No, sto benissimo, ti ho detto solo che non ho voglia. Come al solito, quando ci sono le occasioni a portata di mano, non si perdono. Dai, Donato, non essere drastico. Io stasera mi rimango a casa. Esci tu, amore, io rimarrò a casa ad aspettarti come sempre. Porca la miseria, mi vuole rovinare i piani. Ciao Alda. Sì, Luisa questa sera vuole andare al cinema. Le fai compagnia? No? Ma guarda che questa sera fanno lo sconto. Ho capito. No, ma non ha importanza quale film fanno. La cosa importante è rilassare, risparmiarsi e divertirsi. Sì, no, ho la voce bassa perché praticamente sono un pochettino raffreddato. Sì, non ti preoccupare. Allora restiamo così? Va bene. Allora dico ad Alda che tra un po' passi tu a prenderla, va bene? Ok, ciao. Che miracoli fanno gli sconti. E cara, ho chiamato ad Alda per chiederle come stava suo marito e mi ha detto che lei ha saputo dello sconto e sta andando al cinema. E mi aveva chiesto se gli facevi compagnia pure tu. Ah, lei ci va? Ma perché? Lei poteva perdere un'occasione del genere dopo che ha saputo lo sconto. Va bene, dai, mi preparo e ci vedo anch'io. Va bene. Sì, richiamala che nel frattempo io mi sbrigo. Vabbè, sbrigati che sta arrivando lei, Sì, va bene? ma hai detto che Gidio sta male? E Gidio stava poco bene, ma ora si è ripreso alla grande e può uscire. E adesso? E adesso si è ripreso e quindi Gloria ha e può andare al cinema tranquillamente. E vai, finalmente esco con Gloria. Non riesco mai a memorizzarlo questo numero. Gloria, confermato. Tra un poco mia moglie esce da casa e ti vengo a prendere. Va bene? Stai tranquilla. Tra un poco ti richiamo. Ciao, a dopo. E cara, Alda passa a prenderti tra un poco. Ti aspetta con serenità. Ah, ok, hai già staccato il telefono? Sì, ho staccato il telefono. Va bene, richiamala, io nel frattempo Vabbè, mi sì. risbrigo. Ok. Sì, Alda, tra un poco passi a prenderla, va bene? Passamela? Sì, no, ha staccato. Come? Perché sta parlando con te? Ha le mani bagnate. Che significa? Se già sta parlando con me, con te, passamela. No, ha le mani bagnate e sta bagnando tutto il telefonino. Va bene, dai, dille solo come si vestirà. Mi sta dicendo Alda come ti vestirai. Gonna e camicia. Di che colore? E di che colore? Verde e bianca. Va bene, dai, dille che sono quasi pronta e può scendere. Puoi scendere, è quasi pronta. Anzi, no, passamela. Ha staccato. Va bene, dai, glielo dico dopo. Va Però bene. con questa uscita mi saltano tutti i programmi. Ma perché, scusami, quali programmi se dovevi rimanere a casa? I programmi di Rai 1, l'appuntamento col talk show. E chi sarebbe questo talk show? Il programma di intrattenimento. Ah, mi pareva. E che ti pareva? Sei mica geloso? Tu lo sai quanto ti amo e io non potrei mai tradirti con nessuno. Dormi pure sogni tranquilli, tesoro. Io sono stata una donna fortunata ad incontrare te. Ma tu piuttosto, con tutte queste uscite del mercoledì, che vai a giocare con i tuoi amici a carte,
Ma vai veramente a giocare a carte? Questa domanda l'hai fatta 1000 volte ad Egidio, che esce con me, andiamo a giocare assieme a carte, e lui cosa ti dice? Andiamo a giocare a carte. Come vedi ho un valido testimone. Hai ragione, sulla sincerità di Egidio ci metterei la mano sul fuoco. Ma quale, la destra o la sinistra? Che importanza ha? Tanto non mi brucerei né l'una né l'altra. E vuol dire che ce l'hai d'acciaio? E che vorresti dire? Che forse dovrei dubitare di Egidio? No, solo su una cosa ti bruceresti le mani. E quale sarebbe questa cosa? Pasconto. E lì ce li rimetteresti tutti e due. Hai ragione, effettivamente è la debolezza di noi donne. E infatti tutti e due ne state approfittando per andare a vedere il cinema, almeno così non ti fai fregare da Alda. Effettivamente sarebbe stato un po' mortificante per me. Difatti ne state approfittando. E vai, finalmente esco con Gloria. Gloria? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ma che fa, preghi? Ma tu lo sai che io lo faccio tutte le volte prima di andare a coricarmi? Sì, però adesso stai per uscire. Sì, solo che sto anticipando, così questa sera, quando io mi coricherò, potrò addormentarmi serenamente. Bravo, sei un perfetto programmatore. E tu lo sai che io non lascio nulla al caso. Ma tu piuttosto sbrigati che sta arrivando Alda. Sì, mi devo solo preparare. Ciao Alda! Ciao Donato, ciao Luisa. Ciao, Alda. Pronta? Ma come mai non ti sei messa la gonna verde della camicia bianca? Sono ad asciugare. Aia, e invece del telefonino ti sei bagnata i vestiti. Perché avrei dovuto bagnare il telefonino? Perché poco fa, Donato, quando ti ha chiamato, tu avevi le mani bagnate. Ma chi l'ha detto? No, non l'hai detto tu? No, ma non abbiamo parlato di mani bagnate, abbiamo parlato dello sconto. E infatti non l'hai detto tu, e l'ho immaginato io, perché quando parlavo al telefono con te sentivo il rumore dell'acqua che scorreva. Ma io avevo tutti i rubinetti chiusi. E allora vuol dire che era un'interferenza telefonica, ed io invece l'ho scambiato per scroscio d'acqua. Ma allora perché non hai più messo la gonna verde della camicia bianca? Ma che ti importa, ha cambiato idea, ma poi non lo vedi che sta bene vestita pure così? La gonna verde e la camicia bianca le ho lavati questa mattina. Ma perché Donato hai detto che ti saresti vestita in quel modo? Io a Donato? Ma quando? Quando? Poco fa ti ho chiamato al telefonino. Ma abbiamo parlato dello sconto, non di vestiti. E gliel'avevo chiesto io di chiederti come ti saresti vestita. Questa domanda non me l'ha fatta. Come no? Se te l'ha fatta davanti a me. No, non l'ho sentita. E tu? Non mi ricordo. Tu gli hai risposto che saresti uscita con la gonna verde e la camicia bianca. Ma E non allora? potevo dirglielo perché sono stese ad asciugare. E allora l'ho immaginato io, perché l'altro giorno, quando ti ho incontrata per strada, eri vestita in quella maniera. Ma tra vedere e sentire c'è una bella differenza, però. Cara, non so se succede anche a te, ma io quando parlo al telefono con qualcuno provo ad immaginarlo come l'ho vista vestita l'ultima volta. E così quasi sicuramente mi è successo con Alda. E quando il tuo interlocutore non lo conosci? Provo ad immaginarlo. Vestito come? Ma magari non conoscendolo lo vesto casual, così vale per tutti i gusti. Che Ma fantasia. veramente? Cerco di alletare sempre le mie telefonate. Ma Alda, pensavo, come stai, Gidio? Bene, perché da tempo che non vi vedete? No, da ieri sera, solo che Donato mi ha detto che stava poco bene. E quando? Stamattina mi aveva chiamato che stava poco bene. Poi invece ho saputo che si è ripreso. Come hai saputo? Ma se te l'ha detto lei stessa che Io? stava meglio. E quando? Ma quando ti ho chiamato questa mattina? Ma non abbiamo parlato di Egidio, abbiamo parlato dello sconto. Ma infatti non abbiamo parlato di Egidio, abbiamo parlato dello sconto. Quando tu e mia moglie sentite questa parola sconto, non capite più nulla. Ti ho chiesto di Egidio e non lo hai capito. Ti ho chiesto di come ti vestivi, vero cara? Sì, amore. E non l'hai capito neanche. Ma piuttosto rilassatevi un tantino e vedete di uscire, che sto iniziando la proiezione del film. Ah, e tu a proposito come stai? Perché sta male? E me l'ha detto lui. Quando? Poco fa a telefono. Ma abbiamo parlato dello sconto, non della mia salute. Ma mi ha detto che avevi la voce bassa perché eri raffreddato. Io ho la voce bassa. Erdindandero. E lì, e là, e lì che l'aspettava, e lì, e là, e lì che l'aspettava, e lì, e là, e lì, e là. E lì che l'aspettava.
Miguel che aspettava, Miguel son me. Scusami Alda, ma con chi hai parlato al telefono? Con tuo marito? Sì. Parlavi con me e pensavi allo sconto. Ma non esci con Egidio a giocare a carte? Oggi è mercoledì. Certo che sto uscendo. Mica può mancare al suo appuntamento. Egidio è già uscito, ha detto che passava a prenderti. E allora quasi sicuramente è giù. Adesso lo raggiungo. Va bene, allora noi andiamo, amore. Ciao Donato. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Mi raccomando, concentrati e metticela tutta. Tranquilla. Farò del mio meglio. Stai attento a non farti fregare. Non preoccuparti. Userò tutte le precauzioni. Ciao, amore, vado. Ciao, amore, vai. È fatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma che fai? Mi esercito così più tardi all'appuntamento arrivo con i muscoli riscaldati. Bravo, dicevo solo non dimenticare di spegnere la luce. Sì, tranquilla amore, tranquilla. Ciao amore, vado. Ciao amore, ciao. Via libera, via libera. Libera il respiro. Libera Donato, il respiro. non dimenticare anche di chiudere la porta a chiave. Sì, tranquilla amore, tranquilla. Vado amore, ciao. Ciao amore, ciao. Mamma mia, che scocciatura. Dicevi? Che scollatura che hai. Ma che dici? Io non la vedo. Strano, pensavo stessi uscendo con l'abito nero, quello scollato. Donato, stai bene? Benissimo. Tu sei in grado di uscire? Tranquilla. Esci sicuro? Esco sicuro. Vado tranquilla? Vai tranquilla. Vado amore. Vai amore. Ciao tesoro. Ciao amore. Ciao, vai. Vado. Sì, vai. Vai. Mamma mia che scresse queste donne, in maniera particolare la mia. Mi sta sempre col fiato sul collo, sempre lì a controllarmi. Donato, dove vai? Donato, con chi sei? Donato, con tu rientri? Non mi lascia respirare neanche un minuto. L'unico momento in cui riesco ad avere un po' di serenità e ribellarmi di lei è questo benedetto appuntamento del mercoledì, che con la scusa di andare a giocare a carta con Egidio, io invece mi vado a vedere con la mia amata Gloria. Le nostre mogli sanno che usciamo a giocare a carte. Per fortuna Egidio mi vede. Ma il mercoledì è l'unico giorno in cui non ci vediamo. Lui a destra con i suoi amici e io a sinistra con la mia amata Gloria. Che bella avere la fiducia delle mogli. Ora telefono a Gloria e per un paio d'ore nessuno ci disturberà. You've got sun in your soul, and when you smile, it's sunny all over. As the clouds go rolling on. Hey, I know it seems sometimes a smile is hard to find when trouble takes you to the shadows. I really had to say, my trouble seems to fade when I'm in your arms, my darling. We shine so much for all to see. La prossima volta magari mi mandi un messaggio e mi fai venire quando il campo è libero. E non ci ho avuto il tempo di farlo. E poi non volevo fare capire niente ad Alda. Lo sai che anche se è la mia migliore amica non sa nulla di noi. Brava, certe cose è meglio non confidarle. E niente, le ho detto che mi è venuto un improvviso mal di testa e sono rientrata in casa. E lei? Lei si è rimasta al cinema, avevamo fatto i biglietti. Quindi hai buttato via i soldi del biglietto. Ma che, io l'ho fatto apposta. Mica potevo perdermi lo sconto. E poi sarebbe stato un lungo mese senza vederti. Ma purtroppo lo sai, amore, che non posso dedicare a te ogni mercoledì.
L'altro devo dedicarlo per forza a mia suocera. Già, che fortuna che ha questa suocera. Ma che colpa ne ho io? Se mia moglie ogni 15 giorni invita a cena sua mamma e pretende la mia presenza. E tu l'accontenti? Ma io non lo faccio per mia moglie, ma lo faccio per mia suocera. Se non sono presente dopo cena, non può giocare a carte con nessuno, si arrabbia e poi fa veramente la suocera. Me l'hai raccontata 1000 volte questa storia. E tu ogni volta mi costringi a ricordartelo. Dobbiamo accontentarci, amore. Il nostro destino è questo. E forse magari il mercoledì che trascorri con tua suocera è più bello e divertente. Ma che dici? Quel mercoledì non è bello e divertente, ma devo sacrificarmi per te. E intanto sono io che ho sacrificato il film per te. E poi te lo fai raccontare dalla tua amica e recuperi i soldi del biglietto. E speriamo che non lo dica a mio marito che mi sono sentita male. Perché? Tuo marito sospetta qualcosa? No, io lo coccolo così al punto giusto da non dargli il tempo di pensare ad altro. E lui com'è nei tuoi confronti? Dolcissimo, tanto che a volte mi vengono pure rimorsi di coscienza. Quindi sei pentita di questa nostra storia? No, ma che dici? È solo un problema mio di donna. Un problema suo, di donna. Se vuoi tolgo il disturbo. No, aspetta! Vieni qua. E non sprechiamo più il nostro tempo prezioso a parlare di mio marito. Hai ragione. Non qua davanti a tutti. Dai, spostiamoci di là. Andiamo. Prendi questo. Chi è? Non lo so. E vai là dentro. Buonasera, signora Luisa. Scusi se la disturbo a quest'ora, ma ho un forte dolore al braccio e a casa non mi trovo le medicine per i dolori. Forse lei ha qualcosa da potermi favorire? Sì, un attimo che guardo. Ma come può lasciare una donna così bella da sola? Quello stupido di marito. Non so più cosa inventarmi per poterla ammirare da vicino. Cara, chi era? Cara? Luisa, chi era che ti ha cucinato quelle sostanze così schifose? Oh, buonasera. Sono il dottore Massimo Perletti, il dottore della signora Luisa. Buonasera, sono il vicino della porta accanto. Ma sta male la signora? Oh, sì, una forte intossicazione di cibi variati, vomito e nausea. Oh, poverina, se sapevo non l'avrei disturbata. Ma desidera qualcosa? Eh sì, ho chiesto se poteva prestarmi una medicina per i dolori. Perché sta male pure lei? Eh sì, un po'. E le chiamo un dottore? Ma lei che cos'è? Sì, dottore, ma mi occupo di altri malesseri. Ah, allora poi chiamo il mio medico. È giusto, il suo medico la conosce e sa quale medicine prescriverle. Mi dispiace, signor Alfredo, ma proprio l'altro giorno ho buttato via tutte le medicine che avevo in casa. Guardi, non me ne è rimasta a casa neanche una. Ah. Sono il dottore. Perché la signora non lo sa? Certo che lo sa, ma gliel'ho detto per fargli capire che già ci siamo presentati. Sono desolato, cara signora Luisa, averla disturbata in queste condizioni. Per farmi perdonare, visto che non ha nessuna medicina a casa, vado in farmacia e gliela vado a prendere. Non occorre, la signora ha già vomitato e si sente meglio. Per adesso. Sicuramente più tardi ritorneranno nuovamente i suoi malesseri. Gli intestini si ritorceranno sullo stomaco, le provocheranno dolore, vomito, nausea. Noi per evitare tutto questo vado in farmacia, compro le medicine e ritorno. Stia sereno, domani la signora stessa li comprerà. Ma che fa, scherza? Lei continui a visitarla tranquillamente. Più tardi potrebbe risentirsi male. Per me è un piacere aiutare una vicina di casa come la signora Luisa. Beh, il tempo di arrivare in farmacia, compro le medicine e ritorno. Buona serata. Buonasera. Arrivederci. Ma guarda un po' come è venuto a rovinarci la serata. E tu poi perché sei uscito da là dentro? Che ho sentito chiudere la porta e ho pensato che l'avevi mandato via. No, ma era la porta della cucina che ho chiuso, non quella dell'ingresso. Amore, io non potevo immaginare di trovare un uomo qui da solo nel soggiorno. Sì, è il mio vicino di casa. Sai, è molto ossequioso e disponibile nei miei confronti. Spesso viene a trovarmi per offrirmi anche qualcosa di quello che ha comprato per lui. Noi siamo in ottimi rapporti. Tanto che a volte anche io lo chiamo per delle commissioni.
Oh, e non mi dice mai di no. Anzi, si prodiga pure per qualche lavoretto in casa. Quindi ce l'hai sempre qui, fai piedi? E che c'è? Sei mica geloso? Un pochino. Di nuovo? No, Vai là dentro, che non serata. uscire. Non uscire. Arrivo. Mi scusi, signora Luisa, volevo chiedere se conviene prendere le medicine per il vomito o per la nausea. Ma compri quello che vuole e vada via. Ma lo chiedo al dottore. E dov'è? Là dentro. Lo chiamo un attimo, per favore, così andiamo sul sicuro. Sì. Giorgio? Dottore Giorgio? Ma è venuto un altro dottore. No, è sempre lo stesso. Ma mi aveva detto che si chiamava Massimo Perletti. Già. E Perletti è il Massimo, ma per Salotti è Giorgio Casinaro. Stiamo parlando della stessa persona. Purtroppo sì. Guardi, non fa altro che combinare casini e amichevolmente lo chiamiamo come un nostro amico comune, Giorgio Casinaro. Ma quindi siete in confidenza? E che ce l'è da fastidio? Mi scusi, signora Luisa, non volevo irritarla. Vado in farmacia, compro le medicine sia per il vomito che per la nausea. Lasci tranquillamente il dottore lì dentro. Chi era? Sempre fuori tempo, tu sempre. Niente, avevamo già chiarito con il signor Alfredo e stava proprio andando via. Ma visto che qui lo posso chiedere a lui stesso. Senta, compri quello che vuole, ma vada. Dottore, cosa posso prendere? Quale medicina posso prendere per la signora? Le ho detto vada. Ok, faccio come meglio mi convinco. Esatto, vada. Mi è venuta una buona idea. Chiederò alla farmacista. Chi meglio di lei conosce la medicina migliore? Ho detto qualcosa che non va? Sì. Vabbè, vado. Questo vicino non è solamente questa cosa disponibile, ma è molto di più. È un rompiscatole di prima categoria. Tu ce la metti tutta per complicare le cose, però. Amore, mi hai chiamato e sono venuto. E io che ti avevo detto? Di non rientrare, neanche se ti chiamavo. Ma tu lo sai che non resisto al tuo richiamo. Per questa volta sei perdonato. Però adesso andiamo prima che ritorni. Andiamo. Tanto la farmacia non è vicina. Dai. E ricominciamo da dove avevamo lasciato. Veramente ancora dovevamo iniziare? Che faccio? Scappo? No, ti vedrebbe uscire. E allora? È stata la fretta di venirti a prendere. Mia moglie non mi aveva raccomandato altro. Non è male, ma se viene tua moglie? Tranquilla, lei è al cinema con una sua amica e sicuramente dopo che finisce il film magari si faranno una passeggiata in cerca di qualche sconto. Tranquilla. E questa era l'ultima camera, la camera da letto. Donato, Luisa, non sei andata a giocare a carte? non sei andata al cinema? Ah sì, io ci stavo andando, ma poi improvvisamente per strada ho incontrato la mia amica Giorgia. Piacere. E dicevo, non sei andata a giocare a carte? Ci stavo andando, ma improvvisamente mi ha telefonato lei che voleva parlare d'urgenza con me. Lei? Chi è questa lei? Ah già, Gloria. Oh, Gloria, come quella della preghiera? No, un'amica. Un'amica. Che tipo di amica? A dire il vero, è più amica di Egidio che mia. È la sua amante. Hanno litigato e lei mi vuole parlare che io li faccio rappacificare.
Porco. Ti giuro, è la verità. Ti credo, il porco Egidio. Ma non solo è porco, ma è pure un bugiardo. Pensa che non mi aveva mai confidato questa sua relazione. E questa Giorgia chi è? È una mia amica che non vedevo da quasi 20 anni. E l'hai riconosciuta subito? No, è stata lei a riconoscermi. Sì, sono molto cambiato. Cambiata rispetto all'ultima volta. Sai, le ho fatto visitare la casa, mi ha fatto pure complimenti. Una casa molto bella. Veramente la casa è anche mia. Una casa bellissima, accogliente e soprattutto calda. Molto calda. È affollata. Già. Ma come mai? Prego, accomodatevi. È da tanto tempo che non vedi mia moglie. Viaggio spesso, vivo fuori città. Ma sei sposata? Sì. E con chi? Con Mirella. Mirella, una donna. Ah, Mirella è il cognome, il nome è Fausto. Fausto Mirella. Mai sentito? Sì, perché sai, suo marito non è originario della nostra città. Ma perché tu lo conosci? No, me l'ha detto lei poco fa. Ma tu piuttosto, Gloria, come mai hai chiamato mio marito? Come mai? Lo sai che sono il migliore amico di Egidio. Infatti, cercavo un posticino tranquillo per potermi sfogare con suo marito. Per colpa di Egidio. E lui mi ha portato qui a casa sua per poter parlare tranquillamente. E come mai avete litigato? Ma cara, ti sembra corretto fare una domanda così indiscreta? Non la conosci neanche? Ma è l'amante del marito della mia migliore amica e io devo sapere che cosa dirà Dalda. Ma questo Egidio è il marito di Alda? Sì, perché lo conosci? No, veramente non conosco neanche lei. Tu non devi dire niente ad Alda, tu di questa storia non sai niente. Io non sapevo niente e adesso so. E ho il santo dovere di fare sapere alla mia migliore amica che tipo di marito stronzo che ha. Tu non le dici niente, peggio per lei che l'ha sposato. No, non è giusto tenere un'amica all'oscuro di quella che accade alle sue spalle. Luisa fa bene a raccontarle tutto, così almeno se vuole potrà vendicarsi. Bei consigli che dai. Mica è sbagliato. E se un marito tradisce la moglie? Mica è giusto che la moglie tradisca pure il marito. Almeno uno in famiglia deve rimanere sacro nei principi del matrimonio. Altrimenti il matrimonio va a rotoli. E se fosse tua moglie a tradirti, tu con i tuoi principi che cosa faresti? Mi lasceresti? Io veramente ucciderei te e quel fetente dell'amico. Ma per prima cosa gli darei un cazzotto nello stomaco. Poi gli taglierei l'orecchio destro. Gli farei saltare l'orecchio sinistro. E per finire... Comunque tu non dirgli niente per adesso. Vediamo se riesco a farli riappacificare e poi agisci di conseguenza. Cosa? Vuoi farli riappacificare? Ma mica ti puoi mettere contro la mia amica. E io mica mi posso mettere contro il mio amico Egidio. Se si amano è giusto che Gloria abbia una storia con Egidio. D'altronde è importante che l'amore trionfi, come il nostro per esempio. Ha ragione tuo marito, l'importante è che trionfi il vostro amore. Vi amate, siete una bella coppia, degli altri non vi interessa niente. L'importante è non tradirsi. Ma non mi sembra giusto nei confronti di Alda. Scusami, e se anche lei ha l'amante? Mi sembra poco probabile. E tu che ne sai? E per andare al cinema da sola, suppongo non abbia l'amante. Infatti, Alda è una ragazza molto seria. Comunque, siccome per me il problema non è Alda, ma Egidio, Gloria, noi andiamo che poi riferirò ad Egidio che tu eri venuta per cercare di chiarire le vostre questioni. Apri. Apri. Maria! Chi era? Nessuno, un colpo d'aria.
Un colpo d'aria. Sì, Ma sì, io sì. ho sentito che hanno suonato. No. Tu hai riaperto e poi richiuso. No, è stato un colpo d'aria che ha aperto la porta, poi l'ha chiusa. Io ho guardato, ma dietro la porta non c'era nessuno. Hai visto che avevo ragione io che hanno suonato? Vai ad aprire, va. Ciao Egidio! Entra, ti stavamo aspettando. Ma perché mi aspettavate? Io no, ma forse qualcun'altra sì. Ciao Egidio! Ma nuovamente ciao. Saluti solo lui. Il saluto vale per tutti. Il bacino non lo dai? Beh, se ci tieni tanto... Non a me. Ma chi allora? Inutile che fai finto tonto perché ormai Donato mi ha raccontato tutto. Oh, hanno litigato, fa finta di non conoscerla. E cosa ti ha raccontato? Che ha litigato con la qui presente signorina. Ma io non ho litigato con nessuno. Bravo Egidio, un vero uomo mette da parte l'orgoglio e dimentica tutto quello che è successo. Ma che è successo? Egidio, sei un grande, hai veramente cancellato tutto. Sai, sono stato costretto a raccontare la tua storia con Gloria. Lo so, Egidio, ho sbagliato, lo so, ma ne valeva della nostra incolumità, Egidio. Perché della nostra, tu che c'entri? Perché sicuramente se io non ti avessi raccontato la verità, tu avresti pensato che fossi io l'amante di Gloria. E infatti lo stavo già pensando. E io, siccome l'ho immaginato, ti ho detto la verità. Gloria è l'amante di Egidio. Capisci, Egidio? Ho dovuto farlo, perdonami, Egidio, Certo, così a perdonami. rischiare sono solo io. Mi pare giusto. E quindi adesso puoi anche baciarla? Non è necessario. Ma se non si chiariscono è inutile farli tentare di riappacificare. Volevo vedere l'effetto che fa. Vedere il marito della mia migliore amica baciarsi con un'altra donna. Farebbe più effetto vedere il tuo marito che si bacia con un'altra donna. Appunto, che faccia effetto con me, deve fare effetto con Egidio. Sei un cinico. Voi uomini siete fatti tutti della stessa pasta. Non avete sentimenti. Sapere di avere un'amica tradita è peggio che essere tradita dal proprio marito. E quindi, se dovessi tradirti io, non mi diresti nulla. So che non lo faresti mai. Grazie, amore, grazie della fiducia, grazie. Non saresti capace di gestire Fiducia due donne. ricambiata. È giusto ricambiare con la stessa moneta. E poi, conoscendo mio marito, l'ho detto, non sarebbe capace di gestire due donne. A meno che l'amante non sia una stupida. E perché dovrebbe esserlo? Sono cose molto personali e Donato mi capisce. Vorrei capirlo anch'io. Sì, cara, ma tu sei l'amante di Egidio, mica di mio marito. Appunto, che ti interessa capire a me? Capisci, Egidio? Esatto. Per esempio, lui lo facevo capace di gestire due donne. E infatti è così. Comunque, cara Luisa, io ti faccio complimenti per la bella casa e vado via. Magari ci vediamo un'altra volta quando c'è meno movimento. Ma che dici? Rimani con Luisa, è da tanto tempo che non vi vedete e avete molte cose su cui discutere. Sono io che vado via. No, sono io che vado via per primo. E lasciate qui da sola Gloria? Non ci penso proprio, Appunto. vado via anch'io. Ah, e la pace non la fate? Ma perché non ti fai i fatti tuoi? Ma io lo faccio per la tua amica, che se non fanno pace non saprà mai quello che è successo e non potrà mai vendicarsi di suo marito. Vedo che sei una donna che sa mettere la pace. E noi donne di queste cose ne capiamo. Vabbè, comunque, noi vediamo di andarcene, vediamo come possiamo riuscire a sistemare le cose. Va bene? Va bene, allontanatevi, chiarite, ma chiudete definitivamente questo rapporto. Io ci tengo molto alla mia amica Alda. Chiariamo. Ciao. Mamma mia, che paura! Meno male che hai avuto questa straordinaria idea del travestimento. Però sono proprio bello. E sei stato anche bravo a recitare la tua nuova parte. Amore, se dovessi ripresentarsi l'occasione sapremo cosa fare. Ma meno male però che abbiamo avuto altri argomenti di cui parlare.
Perché grazie al tradimento di Egidio noi abbiamo distolto l'attenzione su di te. Ma comunque ci tieni molto alla tua amica Alda. Se proprio vuoi saperlo, non mi interessa più di tanto. Parlavo di lei per distogliere l'attenzione su di te. Ma è la tua migliore amica. Sì, ma ho il sospetto che lei non mi confidi tutto di lei. Anche tu non gli confidi tutto a lei. E te l'ho detto, non voglio che lo sappia perché in un modo o in un altro penso che lo farebbe sapere a Donato. Giusto. Egidio e Donato sono grandi amici e quindi lo verrebbe a sapere, ti assicuro. Brava, certe cose è meglio tenerle tra di noi. Di nuovo, vai là dentro. Che non serata, uscire, che stavolta serata. non uscire. Mi scusi, signora Luisa, ma ho dimenticato il portafoglio a casa e sono tornato a prenderlo. Ma questa è casa mia. Lo so, ma ne volevo approfittare per chiedere al dottore se oltre alle sue medicine cosa posso prendere per il mio dolore al braccio. Oh, ma compri quello che vuole. Lo chiede alla farmacista. Ma il dottore è dottore, lo chiami per favore. Giorgio? Sì, chi era? Giorgio! Dottore! Sa, a posto del camice ho indossato questo vestito per evitare spruzzi di vomito. Signora, non è che il dottore vuole approfittare di lei mentre non c'è suo marito? Ma cosa sta dicendo? A me le donne non piacciono. Stia tranquillo, signor Alfredo, che io conosco bene le attitudini di Giorgio. Sa, quando lavora vuole anche divertirsi. E allora sono veramente tranquillo. Mi scusi, dottore, cosa posso farmi dare dalla farmacista per il mio dolore al braccio? Un antidolorifico. Pomata a compresse o supposte? Prenda le ultime che le daranno più sollievo. Ero sicuro che avrebbe scelto quelle. E oltre a quelle, gli infili dentro un bel vaffanculo. Ma che è un nuovo prodotto? No, antico. Un prodotto antico. Sì. Esiste da quando al mondo c'è gente come lei. Effettivamente i dolori sono sempre esistiti. Va bene, chiederò alla farmacista di cosa si tratta. Ok, grazie. Scusate. Vado. Buon divertimento. Vada, E buon divertimento. vada. Anche a lei. Ma come ti è venuto in mente di rientrare vestito così e senza parrucca poi? Ma ho sentito chiudere la porta e ho pensato fosse davvero quella d'ingresso. Poi tu mi hai chiamato e sono venuto. E io che ti avevo detto? Di non rientrare neanche se ti chiamavo. Ma mi sono lasciato trasportare dalla tua voce, amore. Però sei stato pesante con il signor Alfredo. Guarda che l'hai trattato male. Neanche tu sei stata carina. Carina, più che altro io ero un po' adirata, però almeno ho saputo trattenermi. Io invece non ce l'ho fatta. E Questo tu tuo vicino no? sta iniziando ad essermi antipatico. No, sopportalo e cerca di stare calmo perché per adesso ci serve. Adesso ti prego, andiamo. Andiamo. Vai. Scusa, amore, il telefono. Pronto? Ciao, amore. Lo sai che oggi è il mercoledì dedicato a mia suocera? Non posso venire? Ci vediamo mercoledì prossimo? Ciao, amore, ciao. Chi era? E mia suocera voleva giocare a carte stasera con me.
Basta, calma, tranquillizzati. Mi sono innervosita così tanto che adesso non riesco neanche a guardarti negli occhi. Amore, penso che il peggio sia passato, siediti. Tuo marito è andato a giocare, la tua amica è andata al cinema e prima di un paio d'ore non ritornerà, il tuo vicino è andato alla farmacia ed è lontana, il telefono lo spegniamo, così abbiamo un paio d'ore per noi. Dopo quest'altra seccatura. E adesso chi sarà? Che ne so, se non apri non lo sapremo mai chi Sì, sarà. però, mettiti la parrucca. Stai seduto e non muoverti. Arrivo! Aspetta. Apri. Ma ciao amore, sono Robby, ma con una B, perché con 2 B di una vignoie è un'altra cosa. Ma scommetto che sei la signora Luisa e lui è il dottore. Scusi, ma lei chi è? Ma dammi pure del tu, cara, mi chiamo Robby. Ah, come fa a conoscermi? Sa, poteva essere lei, Luisa. Cara mia, guarda che io me ne intendo di uomini che si travestono, sai? E lui è il dottore. E chi gliel'ha detto? Mi manda Alfredo, il tuo vicino di casa. Mi ha detto che volevate divertirvi e mi ha mandato qui per darvi una mano. No. Sì. Caro dottore, se devo essere schietta, dovresti curarti un po' di più per farmi concorrenza. Ma quale concorrenza e divertimento? Io sono qua per lavoro. E divertimento? Solo lavoro. Bugia! Lavoro e divertimento. Lo ha detto la signora Luisa D'Alfredo. No, io stavo scherzando. Hai visto? Se scherzava vuol dire che era già nella fase del divertimento e quindi possiamo continuare. Ma che cosa dice? Vada via. Non posso, cara, non posso. Già Alfredo mi ha pagato e devo onorare il mio cachet. Peggio per lui, ma noi non abbiamo bisogno del suo intervento. Possiamo divertirci anche da soli. Egoisti. Un sorriso non si nega mai a nessuno. E poi nel divertimento più si è e più ci si diverte. E io di queste cose me ne intendo. Basta, vada via. Ma via. Quale basta? Il divertimento comincia adesso. Oh, sì. Mi piaci. Mi piaci. Vieni qua, vieni. Mi piaci. Anche tu, cara, vieni. Tanto. Sembra incredibile, ma sono fatta di te. Hai visto che ti piace? Basta. Adesso vada via e ci lasci in pace. Ma dai, ma sii carina anche tu. D'altronde Alfredo mi ha parlato molto bene di te. E Alfredo deve farsi i fatti suoi. È un uomo molto cortese, lo conosco da molti anni. Un vero rompiballe. A me non l'ha mai rotte. E non ce le hai? Oh, sei veramente simpatico. Ascolta, adesso basta e vai via. Basta, ti ho detto. Chiama i carabinieri. E chiamali pure. Tanto sono tutti amici miei. Saremo di più. E a questo punto propongo di iniziare un bellissimo gioco di carte. Magari a scopa. Oh, ma sei veramente uno sporcaccione. Senta, ci lasci in pace e vada via. Sa, per adesso noi stiamo lavorando, ma quando sarà il momento del divertimento le prometto che la chiameremo noi sicuramente. Vabbè, se dite così le cose cambiano. Vuol dire che prima viene il dottore, scusate. Prima viene il dovere e poi il piacere. Vabbè, carta e penna, dai, che vi lascio il mio numero. 3, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 8. Chiamatemi, sarò il vostro biscotto.
ecco qua. Stai tranquillo che ti chiameremo. E mi raccomando, non strapazzatevi perché vi voglio in formissima. La notte è lunga e ci si potrebbe stancare subito. Ciao amore. Ciao. Luisa! Sai, lui è un'amica di Giorgia. Giorgia? Ma che bel nome d'arte che hai. Ma perché? È attrice. Sì, e Giorgia fa anche l'attrice. Ah, bello, penso che suo marito sarà soddisfatto ad avere una moglie accanto così. Marito, compagno. Ma scusami, non sei sposata? Poco fa mi hai detto di sì. Sì, ma lei preferisce essere considerata moglie, non compagna. D'altronde ancora da noi non è possibile celebrare certi matrimoni, ma i parlamentari ci stanno già pensando. Ma scusami, cosa ci sarebbe di strano in un matrimonio tra Giorgia e il suo Fausto Mirella? Mirella? Nome d'arte anche lui? Attore anche lui? Sì, attore anche lui. Ma adesso Robby stava proprio andando via. Luisa, ma come sei scortese? Oh, che galante! E chi è questo bell'uomo? Donato, mio marito. Wow! A caval Donato non si guarda in bocca! Propenso ai matrimoni e sicuramente partecipa anche lui al gioco. Scusa, quale gioco? Non giochi a carte anche tu? Certo, non potrei vivere senza di voi. Mamma mia, che caliendo quest'uomo! Sì, ma guarda adesso Robby. Devi proprio andare via. E io vengo via con te. Oh, che bel ripensamento! Non hai resistito nemmeno un attimo. No, lui va via da solo. Lascio andare via Robby da solo. E finisce così la nostra serata? Peccato. Ma perché? Cosa volevate fare? Niente. È solo che Robby pensava che Giorgia stesse rimanendo a giocare, a dormire qui da noi. E quindi voleva venire a darci il bacio della buonanotte. Ma se vuoi, Giorgia può rimanere a casa con noi. Tra parentesi, c'è il letto libero dei tuoi genitori e quindi, se vuoi, c'è posto anche per Robby. Sì. No, che stai dicendo? E mi hanno chiamato i miei genitori e mi hanno detto che sarebbero venuti qui più tardi a dormire. Ma scusami, a fare cosa? Verranno, sì, a vedere la situazione. Perché loro guardano mentre voi giocate? A volte succede. Oh mamma mia, ma siete proprio peggio di me! Dio mio, voglio morire! Ma come mai è scappato così in fretta? No, già ci aveva salutato, stava già andando via. E come mai è venuto qua? L'ho fatto venire io, mi doveva consegnare dei documenti. Comunque adesso vado via anch'io. No, aspetta, ma tu come mai sei tornato così in fretta? Hai già fatto fare pace ad Egidio con la sua amante? Quando due si amano è facile fargli fare pace, è bastato vedersi per riappacificare. Stronzo! Chi, io? No, sempre Egidio. Comunque io e la mia amica abbiamo avuto poco tempo per stare insieme, ma almeno abbiamo ricordato un po' del nostro passato. E spero di non aver interrotto il vostro tempo. No, ci è bastato il tempo che abbiamo avuto. Abbiamo fatto qualche piccola confidenza. E il tempo è volato. È stato un incontro pieno di turbamenti e apprensioni. Addirittura? Sì, e prima che ci scappa la lacrimuccia, vado via anch'io. Ma tu rimani qua. Buonasera anche a lei. Buonasera. Sensibile la mia amica. Ma mi dispiace proprio aver interrotto il vostro incontro. Va bene, dai, sarà per la prossima volta. Ma scusami, a questo punto, perché non ritorni al cinema da Alda? Giusto, una buona idea.
non dovevano venire i tuoi? Sì, ma mi hanno richiamato e mi hanno detto che poi non sarebbero più venuti. Ciao amore, caro, ciao! E allora era inutile che me lo dicevi, anche se hai fatto bene a ricordarmelo, così io potrò chiamare la mia amata Gloria e trascorrere qualche ora con lei. Porca la miseria, non immaginavo mai di trovare qui dentro mia moglie con un'amica. L'avevo mandata al cinema. Meno male che mi è venuta la genialità di Egidio ed è stato il suo gioco. Non memorizzo mai questo numero. Pronto? Sono Donato. Ritorno subito a casa mia. Sì, sono solo. Mia moglie e l'amica sono andate via. Ti aspetto con impazienza. Sì, ho una sorpresa con te. Va bene? Ciao. Meno male, la serata si sta normalizzando. Peccato che ho trovato mia moglie con la sua amica. Meno male che mi sono salvato. Non immaginavo una storia del genere. Ma la serata per fortuna si normalizza. Amore, così in fretta? No, non sono venuta per te. Sono venuta per riprendermi la mia borsetta. Ma perché sei arrabbiata ancora con me? Arrabbiata a dir poco. Mi porti a casa tua e mi fai trovare tua moglie. Ma io che colpa ne ho se ho trovato mia moglie con la sua amica? Ho fatto di tutto per mandarla al cinema, ho dovuto scomodare persino il santo sconto. Ma il fatto sta che adesso mi conosce. Ma non sa chi sei. Ma mi odia per colpa tua. Precisamente per colpa di Egidio. Infatti, hai messo nei guai anche quel povero ragazzo. Ma per lui è stato un semplice gioco. Quando lui è uscito di qua, cosa ti ha detto? Piacere di averti conosciuta. Intanto ha perso la stima nei confronti di tua moglie. Se la va a trovare altrove. No. Ti prego, basta, smettiamo di litigare, ti prego, facciamo la pace. No. Ma ti prego, facciamo la pace, basta parlare di loro. No, me ne vado. No, stai ferma e basta. Ti prego, facciamo la pace. Ma non dovevo farla con Egidio la pace? Ma quella era una farsa, con me devi farla veramente. Se me lo dici così, mi fai morire. E allora muori tra le mie braccia, che con un bacio ti farò risuscitare tra le braccia del principe azzurro. Maria! E adesso? Non lo so. Cucù! Maria! Eccomi qua! E questo chi è? E sono Robby, l'amico di Donato. Ma... è lei la sorpresa? Wow! Ma che significa? Ma è venuto qua, è andato via poco fa di qua. E perché è tornato? Ma è venuto per l'amica di mia moglie. No, caro, sono venuto qui per te. Ma chi ti E chiama? per la tua dolce sorpresa. Ma chi ti ha chiamato? Mi hai chiamato tu, poco fa. Io? Sì, poco fa al telefono. Ma... sì, mi hai chiamato tu. Fai vedere il telefono alla signora. Ma io forza. non ho neanche il tuo numero. Bugiardo, amore mio, chiamami. Guarda. Hai visto che mi hai chiamato? Ma io... Allora è lui il principe azzurro che doveva farmi risuscitare. Risuscitare? Mamma mia, ma qui siamo proprio in un altro mondo. Voglio morire anch'io. Ma vai via di qua! E dove vado? Dove lo trovo? Un altro posto così fantastico. Ascoltami, io e la signorina abbiamo certe cose di cui dover discutere, quindi ti prego, per favore, vattene via. Monello, prima mi chiami e poi mi cacci. Poco fa hai detto a tua moglie che c'era posto anche per me. Ma che sta dicendo? Sta delirando, ti prego, non ascoltarlo. No, amore, poco fa mi hai chiamato e mi hai detto: vieni, che c'è posto per me, per te e per la mia dolce sorpresa. Che cosa? Sì. Non lo ascoltare, è un malinteso, Gloria, ti prego, non lo ascoltare. Malinteso. Siete una famiglia di depravati. Depravati. Io me ne vado. Se ne va. Ti prego, stai ferma. Addio, porco. Addio, porco.
visto che cosa hai combinato? Hai fatto tutto tu. Ma io non volevo chiamare te, non ho capito come mai sei spuntato. E sei buon gustaio. Ascoltami, cerca di andartene perché io ora devo raggiungere la mia amica e dobbiamo discutere di certe cose. Vattene per Ma favore. come sei violento, così mi piacciono gli uomini. Vieni qua, amore. Ascolta, cerca di andartene per favore. Vado via, però ricorda che voi uomini siete veramente ridicoli quando vi innamorate. Vai via di qua, vai via. Sola stasera. Come si fa? Ci possiamo trovare? Donato? Donato? Amore? Donato? 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 Meno male che non è entrato in camera da letto. Giorgio? Sì. Non c'è nessuno in casa. Sali, le chiavi della macchina sono qua. Sì, sali che vai a cambiarti. Dai, sali, ti apro. Ma dove sarà andato Donato? Sarà andato a giocare a carte. Giorgio, dai, entra che ti cambi. Una serata così neanche in teatro l'avevo vista. Forse abbiamo sbagliato settimana, meglio se rimanevo con mia suocera. Grazie, molto gentile. Nel senso che sarebbe stato meglio incontrarci il prossimo mercoledì. Tutta colpa della lite di Egidio con la sua amante. E del tuo vicino di casa. Ma meno male che Donato non si è insospettito di niente. Vuol dire che dalla prossima settimana uscirò anch'io di casa. Bisogna trovare il posticino giusto. Già, è anche la scusa giusta. Ma dimmi, amore, tu un'amica cara che puoi andare a trovare il mercoledì non ce l'hai? Lo sai, la mia migliore amica è Alda e non posso raccontarle niente. Potrebbe raccontare tutto a mio marito. Ma che so, altre amiche, un'associazione magari? Non lo so, per andare a giocare a carte. No, proprio a carte no, se no rimani a casa con tuo marito e giochi a carte. Però potrei inventarmi cene di lavoro, riunioni di lavoro straordinari. Un cambio di mansioni sul posto di lavoro. Già, però per stasera è meglio che la chiudiamo qua. Sì, prima che arrivi qualche altra sorpresa, io vado pure, Perché? Aspetta, almeno il bacio della buonanotte me lo dai. E come potrei andarmene senza dartelo? Luisa! Donato! Già di ritorno? Sì, non sono riuscito a fermarla. A fermare chi? La tua amica, quando poco fa sei uscita, lei è andata via di qua rattristita e le ho corso dietro per cercare di consolarla. Sì, mi ha raccontato tutto. La sua storia mi ha lasciato senza parole. E tu hai parlato con Giorgia? Ma perché era vietato? Ha parlato con te? No. Ho detto che ho parlato con la tua amica, non con questo signore. Giusto. E poi? La sua storia mi ha distrutto. Io questa cosa non me la meritavo. Ma che gli hai raccontato? Ma io neanche l'ho visto. E di che sta parlando allora? Forse pazzo, non lo so. Mi sono vergognato davanti a lei che, non riuscendo a parlare, mi è venuto un nodo alla gola. Sono corso al cinema a cercarti e non ti ho trovata e sono venuta qua a casa. Donato, che cosa vuoi nascondermi? Ti giuro, la vostra storia mi ha fatto piangere.
non ti ho trovato a casa e poi sono venuta qua. Ma a proposito di casa, che ci fai a casa? Mentre stavo andando al cinema, per strada mi è venuto un forte mal di testa e sono ritornata indietro. Sai, sarà stata l'emozione della mia amica ad avermi sconvolta. Sei ritornata a casa e hai trovato sorprese. Già, ti presento il dottore. Massimo Parletti. Piacere. Sai, è un amico di Alda, era andata su a cercarla, ma non avendola trovata è sceso giù da noi per avere sue notizie. Sai, in questo momento è al cinema, quindi ha anche il cellulare staccato. E come mai questa visita notturna? Sono cose personali. No, tranquillo. A mio marito possiamo anche dirlo. Tu manterrai il segreto con Egidio, vero? Scusa, di quale segreto stai parlando? Massimo è l'amante di Alda? Non può essere. Eh sì, invece è proprio così. Non può essere che il mio migliore amico, uomo serio ed integerrimo, debba subire il tradimento della propria moglie. Infatti da uomo serio tradisce sua moglie con la sua gloria. Mia? No, tua ad Egidio. Scusi, lei che cosa ne sa? Luisa me l'ha raccontato poco fa. Luisa? E tu vai a raccontare al primo che entra in questa casa queste storie? Veramente Donato non è proprio il primo che entra in casa nostra stasera. Cosa è giusto? Guarda, c'è stato un via vai peggio della stazione centrale. E poi era giusto avvisarlo della situazione che c'è a casa di Alda. Sì, e a me non dici niente? Ti tieni tutto dentro? Sì, ma io avevo paura che tu lo raccontassi ad Egidio. E infatti lo farò. No, ti prego Donato, ti prego mantieni il segreto, ti prego non tradirmi. Guarda, se a te ti sta tanto a cuore il tuo amico Egidio, io faccio un sacrificio e sono disposto a lasciare la tua amica Alda. Ecco come si ama una donna. Alla prima difficoltà si abbandona il campo. Ma è lei che sta costringendomi a farlo. Veramente io sto dicendo che lei ne vuole approfittare della questione. Ma scusami, tu vorresti che Massimo si metta faccia a faccia con Egidio, così litigano e magari fuori ne esce il morto? A me mi sembra che lui ne vuole approfittare della situazione. Non è vero, io l'amo. Sì, come un amore per cambio di minestra. Donato! Come ti permetti di giudicare così i sentimenti degli altri? Quando un uomo ama una donna, lo manifesta palesemente e mette a rischio tutte cose. Vado io stavolta, Vai. Chi era? Nessuno, un cortocircuito. Chi era? Altro che corto, è proprio lungo questo circuito. Dobbiamo chiamare l'elettricista. Apro io. Ciao Alda! Come sta Luisa? È con il dottore che ti aspetta. Addirittura avete chiamato il dottore? No, sapeva dove andare ed è venuto da solo. Che intuito. Sapeva dove andare, è salito al piano di sopra, non ti ha trovato a casa ed è sceso a fare visita a Luisa. Ma quindi il dottore era venuto da me? Ma perché secondo te da chi doveva venire? Luisa mi ha raccontato tutto, so tutto di te. È vero Alda, mi dispiace ma ho dovuto raccontare a Donato la tua storia. Perché l'hai fatto? Ah, guarda, era indispensabile. Ma tu pensi che a Donato possa interessare la mia storia con Egidio? Certamente, è giusto che io sappia quello che fa la moglie del mio migliore amico. Ma non c'è bisogno che gliele racconti tu le cose al tuo migliore amico, se non che mio marito. Gliele racconto direttamente io. E allora sono sicuro che questa storia lui non la sa. Chiediglielo allora. Ma dici sul serio? Certo, con Egidio non abbiamo segreti. Ma Alda, allora anche lui conosce la tua storia? Certo, sappiamo tutto l'uno dell'altro. E a me non hai mai raccontato niente di questa vostra complicità. Che vuoi, raccontare le cose intime mi imbarazzano. Ma anzi, Luisa, ti prego, non dire niente ad Egidio se qualche volta ti confido certe cose. A proposito, Massimo dov'è? È andato via, non l'hai visto passare? Vorrei dire che è scappato il vigliacco, ha voluto evitare lo scontro diretto. Comunque, sì. Adesso io vado a cercarlo. Sì, ciao amore. Alda, scusa se ho dovuto mentire a Donato. Cosa gli hai detto?
Gli ho parlato di te e Massimo. E chi è questo Massimo? Ah, il dottore? Sì, gliel'ho presentato così a Donato per nascondere la verità. La verità. E qual è questa verità? Gli ho detto che Massimo è il tuo amante. Cosa? E l'ho dovuto fare per forza. Ma come? Così facendo disonori la mia onorata carriera di moglie onesta e di brava ragazza. Ma no, tranquilla, lo sa solo Donato. No, Luisa, questa volta l'hai fatta veramente grossa. Allora, per questo non sei più venuta al cinema con me. Avevi l'appuntamento con Massimo. Esattamente. E non mi hai mai confidato questo tuo amore segreto? Io non volevo che tu pensassi male di me. Mi stai mettendo nei guai. No, tranquilla, te l'ho detto, lo sa solo Donato. E se lo racconta mio marito? Ah, questo non lo farà. E come fai ad essere così certa? Perché? Perché ci siamo fatti una promessa reciproca. Perché? Anche lui è l'amante? Ma che? No! No, lui mi ha raccontato un segreto su tuo marito, adesso siamo pari. Su Egidio? Che segreto ha mio marito? Ma scusa, se è un segreto io mica posso rivelartelo. Ma è mio marito, lo capisci? Tu sei la mia migliore amica e mi devi dire tutto. Va bene, Alda, ma se io te lo confido, tu non devi dire niente a Donato. Ma soprattutto non devi fare nessuna scenata ad Egidio. Perché? Che scenata dovrei fargli? Sai, quando un marito ha un amante, la moglie cosa gli fa? L'ammazza! Come sei esagerata, Mi vuoi dire che Egidio è un amante? Sì. E chi sarebbe? Tanto non la conosci, si chiama Gloria. Vigliacco farabutto! Ti prego, Donata, ti prego, Alda, mantieni il segreto. Mi stai mettendo nei guai? No, ti giuro, ti prego, mantieni il segreto. Hai capito, Alda? Tu non sai niente. Hai capito? Niente. Entra, Donato, entra. Alda, ma cosa ci fai qua? Tua moglie ha saputo che c'era il dottore ed è venuta. E chi sta male? Luisa. Veramente il dottore è venuto per tua moglie? Per Luisa, al mal di testa. Donato, è successo come per la signorina Gloria. Cercano gli altri e vengono tutti a casa nostra. Gloria! E perché la conosci? Cara, come stai? Ti è passato il mal di testa? Ho fatto bene a chiamare il dottore. Ma certo, amore, certo che hai fatto bene. Eccomi qua. Scusate se non ho bussato, non potevo fare più veloce di così. Qua ci sono le medicine per il vomito e per la nausea. E per chi sono? Per la signora Luisa. Ma il mal di testa! A me il dottore Massimo ha detto che ha vomito e nausea. Effettivamente prima avevo quei sintomi, poi forse l'acidità mi si è trasformata in mal di testa. Non penso. A me la farmacista ha detto che i suoi sintomi potrebbero essere causati da uno stato interessante. Sei incinta? Ma che? Auguri, grande amico mio! Ma quali auguri? Gli auguri li faccio a te. Ma sei incinta anche te? E non posso esserlo, visto che tu sei sempre impegnata a fare altro. Ma allora perché gli auguri mi hai fatto? E me lo chiedi pure. Ho saputo della tua gloria. Ma guarda che non ho fatto nulla di particolare per ottenerla. Magari ti è caduta dal cielo. Guarda, ti sembrerà strano, ma è successo proprio così. Magari adesso mi dici che questa Gloria è l'amante di Donato, così ti scagioni dal peccato. Saresti capace pure a farlo. Sarebbe ormai inutile dirlo, perché l'ho confessato davanti a me. Vero. Non c'eri pure tu poco fa quando Egidio ha detto che è l'amante di Gloria? Ah sì, adesso tutti contro di me. Adesso la verità ve la dico io. Gloria è l'amante di Donato. L'immaginavo che l'avresti detto. Certo, gliel'hai suggerito tu? No, è la verità. Sì, come è anche vero che tua moglie ha l'amante. Ma che dici? Massimo il dottore ti dice qualche cosa? La verità non è come la sai tu. Magari adesso dici che Massimo è l'amante di mia moglie. Proprio così. E mi immaginavo che ti saresti discolpata su di me.
Non ti preoccupare, cara. Io non crederei mai ad una sciocchezza simile. E neanche io, tesoro, credo a quello che ha detto Egidio. Calma, calma, signora. Nelle sue condizioni non può prendersi particolari dispiaceri. Prenda una compressa. Ma lasci perdere queste compresse. Cucù! Rieccomi! Oh, mamma mia, ma quanta bella gente! Ma questo è un party hard in grande stile. E volevate cominciare senza di me? Birichini! Ma questo chi è? Guardate chi vi ho portato. Ho incontrato un nostro amico comune e l'ho convinto a venire qua. Un momento. Entra. Giorgio! Ma il dottore Massimo! Gli amici lo chiamano anche Giorgio Casinaro. Combina tanti casini. E a volte lo chiamano anche Giorgio. Ma è maschio. Quando fa il dottore, donna quando si diverte. Ma Alda, tu lo conosci? Saltuariamente. E fa parte della mia associazione. E dimmi, quando frequenta questa tua associazione? Un mercoledì sì, un mercoledì no. E magari nel mercoledì no va pure dalla suocera? E tu che ne sai? Me l'ha detto lui. Anche a me ha detto che il mercoledì no va dalla suocera. E questo significa che la suocera del mercoledì no siamo io e tu a turno? Questo significa anche che... È l'amante di tutte e due. Ma allora è lui il dottore che è venuto da te? E lui è la tua amica Giorgia. E lui sarebbe il dottore che è venuto per mia moglie? Finitela con tutte queste domande. Lui è Giorgio e basta. Quindi né Casinaro e neanche Perletti. Si chiama Giorgio e basta. Di origine spagnola. Un hombre mujer caliente come nostro Donato. Giù le mani dal filo spinato. Ma siete veramente una bella compagnia. È brava la mia amica Luisa. Brava. È brava anche tu a mantenere il segreto. Sei una bugiarda. Bugiarda, falsa. Bugiarda. Azzuffatevi. Brave. Tra i due litiganti il terzo gode. Calma signore, non c'è bisogno di litigare. E Giorgio ha trovato la nuova suocera. Che bello. Ho sempre desiderato il ruolo delle suocere. Sono quelle che ti fanno litigare marito e moglie e ti danno l'opportunità di coccolare qualche bel maschietto in più. E allora, visto che siamo al completo... No, non siamo ancora al completo. Ne manca una. E lasciala stare dov'è? Perché? Se la chiamiamo la disturbiamo? Chiamala, Sono proprio curiosa di conoscerla. Chiamala che la conosciamo. Fatti i cazzi tuoi. Chiamala. Se la chiamo non risolverai niente. Allora chiamala. Lei negherà comunque tutto. Chiamala. E tu chiamala. 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 Ma non sai stare un metro lontano da me, amore. Ho sbagliato. Mamma mia, sbaglia. Ho sbagliato foglietto. Sbaglia. Pronto? Amore? Sono Donato. Sì, torna a casa mia. Devo darti una bellissima notizia. Ah, stai venendo? Dai, ti aspetto con ansia. Dai, veloce, ciao. Bene, sta arrivando. La chiami col nome di mio marito? Lo fa per evitare eventuali intercettazioni. Sei un porco e non sai neanche mentire. Adesso sei pure gelosa. Mi fai una predica a me eppure sei tu a tradirmi. Ma il mio non lo sapeva nessuno. E quindi avevi la coscienza a posto. E il tuo invece lo sapevano tutti e vi beffavate di me. Che terribile! Tradita e beffata! Quale sarà la preoccupazione più grande? Per me
è essere beffato, perché i tradimenti li faccio, ma non li subisco. Io invece li subisco. Io li subisco, ma non li faccio invece. Ma sei proprio uno sfacciato. Pensa a tuo marito piuttosto. Tuo marito? Tu pensa a tua moglie. E tu bravo, Donato! Ah, Gloria, entra. Egidio ti deve dire una cosa. Io? E non l'hai chiamata tu poco fa e gli ha detto che avevi una sorpresa, una cosa da dirle? Ma io l'ho chiamata a nome tuo per farla venire qua e raccontare tutta la verità. Ok, a questo punto la verità la racconto io. E tu devi sapere che Gloria... Come? Devi sapere che Alda, la moglie di Egidio. Gloria, devi sapere che Alda, la moglie di Egidio, ha l'amante. Pensa a tua moglie piuttosto. Per me le belle notizie sono quelle di tua moglie invece. E per voi sono belle notizie queste? Certo, non hai più niente da temere da parte mia. Anche io ho l'amante come mio marito, perciò nessuno di noi due ha più diritto di parlare. Io non ho nessun amante. Gloria, da te vogliamo sapere la verità. Chi è il tuo amante, Donato o Egidio? Nessuno dei due. E perché si accusano a vicenda? Perché hanno paura di mio marito. Tuo marito? E chi è tuo marito? L'autore di questa commedia. Giorgio! Giorgio! Bravi! Complimenti! Brava pure tu! Sei stata un'ottima suggeritrice! Bravissimo anche tu, amore, brava! Avete recitato il copione magnificamente. Bravi a tutti. Mamma Grazie, mia, grazie, bravi. tieni. Complimenti anche a Luisa, che a un certo punto mi ha fatto pure ingelosire. Anch'io, alla mia dolce consorte, è stata così brava che da spettatore avrei giurato sulle mie cose. Ma è merito di Giorgio che ha scritto questo simpaticissimo copione. È vero, come gioco del mercoledì è stato uno dei più belli dell'ultimo anno. Giorgio, complimenti per la fantasia, veramente. Sì, mamma che bella. Mi viene ancora da ridere a pensare a tutte le situazioni che si erano create. Complimenti, è un copione speciale. Complimenti veramente anche all'autore. Quando inventa queste cose il mercoledì ci trova veramente il da fare. Salute. Salute, auguri. Certo, bravi. le corna sono sempre quelle che attirano di più l'attenzione. Giorgio, la prossima volta cambiami personaggio, perché fa molto ridere la gente, ma vorrei vederli al loro posto. Comunque, è andata bene. Ma l'ho fatto apposta, perché a volte qualcuno di noi è costretto a vestire dei panni che non sono suoi, ma che purtroppo è obbligato ad indossare. Infatti lui studia ogni piccolo particolare, ogni martedì si ritira per studiare i nostri incontri del mercoledì, se ne va nella nostra villetta di campagna e non vuole essere disturbato da nessuno. Ci vuole molto silenzio e molta concentrazione. Ma immagino che scena deprimente sia quello di vederlo sempre dietro la scrivania a scrivere. No, assolutamente, io lo faccio per tutti noi che preferiamo il teatro agli altri giochi di società. E il prossimo copione di che parlerà? Vorrei farlo sull'amicizia vera, come la nostra. Sì, allora c'è poco da ridere. E dipenderà da come ognuno di noi interpreterà il proprio personaggio. Intanto, mercoledì prossimo, vedremo questo filmato, analizzeremo gli errori e alla parte a colui che ha recitato la peggiore interpretazione offrirà da bere a tutti. Vabbè, bravo, pagherò io. No, dipenderà da ognuno di noi. Stai tranquillo. Stai sereno, decideremo tutti assieme. Intanto, mercoledì prossimo ci vediamo tutti a casa mia, anzi a casa nostra. Va bene, allora Giorgio, prepara l'occorrente per un'altra bella serata e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Andiamo, amore? Andiamo. Va bene, Ok. andiamo anche noi. Andiamo ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. Andiamo, cara. Buonanotte. Concetta la Buonanotte. Ciao, Alta la ci vediamo. Ciao, buonanotte. Ancora non decidi. Ah, finita, finalmente è finita.
una serata veramente tra amici. Poi questo Giorgio, quando scrive questi copioni, ci trasmette un entusiasmo veramente particolare. Già, particolare proprio come lui. Amore, sono stanca. Buonanotte. Buonanotte. Sistemo tutto domani. Sì, lascio sì, tutto sì, così. tranquilla, ci penso io. Notte, amore. Tranquilla, va bene. Eh sì, è finita. Rise in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wonder. Allora Luisa, ti è piaciuto il copione? Giorgio, veramente mi hai fatto tremare dalla paura. Ma lo capisci che ho dovuto recitare davanti a mio marito la nostra relazione? Mi tremavano le gambe pensando che gli stessi raccontando la verità. Ma stai tranquilla, amore, che quando la verità si dice scherzando non viene mai presa sul serio. Vabbè, dai. Cercheremo di rilassarci il nostro prossimo martedì. No, il prossimo martedì no, amore. Ci siamo visti ieri. Ci tocca fra 15 giorni. Non dirmi che il prossimo martedì magari c'è la suocera di mezzo. Sì. Alda, come nel copione di poco fa? Ma che dici? Il martedì che non sono con te, sono veramente a concentrarmi a scrivere. Va bene, allora, amore, buonanotte. Ci vediamo mercoledì insieme a tutti gli altri, ok? Buonanotte. Buonanotte anche a te, amore, tesoro. buonanotte. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Ciao Alda, che ne dici del copione? Giorgio, sei un incosciente. Recitavo e mi sentivo morire. Avevo paura che Gidio scoprisse la nostra relazione. Da oggi in poi il copione sarà il nostro alibi. Quasi quasi credevo veramente alla tua relazione con Luisa. Meno male che è solo un gioco, altrimenti sarei rimasta proprio male. E tu pensi che potrei tradirti con la tua migliore amica? Non l'immagino neanche. Non avevo dubbi, amore. Ti mando il bacio della buonanotte. Buonanotte, amore. Ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte anche a te. Come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need your love, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all Gloria, che te n'è sembrato del copione scritto da tuo marito? Lo sai che non volevo recitarlo. È stato un po' come se Giorgio sapesse della nostra relazione e la volesse portare a conoscenza di tutti. Ma no, è stata soltanto una coincidenza. Non penso che sia così sadico. Che dovrei pensare allora che l'amante sia di Alda che di mia moglie? Assurdo, ti immagini? Comunque, io ho avuto paura. Io invece mi sono divertito così tanto. Pensa che ho imparato il copione così a memoria che in caso di bisogno potrò recitarlo all'occorrenza se ci scoprissero. Ma non sei stato geloso a vedere tua moglie amante di Giorgio? Ma niente affatto, sapevo soltanto che era un copione scritto da recitare. Comunque, speriamo che il prossimo sull'amicizia sia meno realistico. Buonanotte, Speriamo. amore. Ciao amore, buonanotte. Ciao, ciao. It's me you need to show. How deep is your love? Is your love? E allora, voi che cosa ne pensate? Che la storia con Gloria è una coincidenza o il marito sospetta tutto? Nel dubbio. Ne riparliamo la prossima settimana. Buona serata e grazie a tutti. Alda!
Luisa! Una mano che lavora piano, anche a questa bocca che cibo più non tocca. È sempre questa storia che Giorgio! noi la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi. La mattina nasce il sole, entra odio ed esce Egidio! amore, dal nome Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, Alfredo! manchi come sale, manchi più del sole. Sciogli Robby! che sopra il mio petto, l'aspetto Gloria. Gloria, Gloria, chiesa di campagna, Gloria, acqua nel deserto, Gloria, lascio prendo il cuore, Gloria, scappo senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare, aspetto Gloria. Bravo. Oh, com'è andata Lillo? Oh, com'è andata? Gloria, perché accende il giorno e invece di dormire con la memoria torna a un tuffo nei papaveri in una terra libera per chi respira nebbia, per chi respira rabbia, per me che senza gloria, contenuta sul divano, faccio stelle di cartone, pensando a gloria. Gloria, anche tu nell'aria, Il regista! anche più del sole. Bravo Lillo! Che soffoca il mio petto, aspetto Gloria. Gloria, Gloria, chiesa di campagna, Gloria, acqua nel deserto, Gloria, lascio prendo il cuore, No, più bravo, dai. scappa sempre